Allora io vorrei fare prima un piccolo accenno a quello che è la tema ambiente. Potremmo definirlo come un insieme di fattori naturali positivi ma anche negativi: acqua alta a Venezia, terremoti, inondazioni. È importante che chi produce beni e servizi, operatore privato o pubblico che sia, ne tenga conto, che sia salvaguardato ciò che è positivo e contemporaneamente si intervenga per prevenire alterazioni dannose. Una politica che non si basi su questi elementi è una politica miope e pericolosa. I danni della mancata tutela ambientale sono sotto gli occhi di tutti, costano in termini di qualità della vita, nonché in termini finanziari per sopportare inevitabili danni. Le conseguenze dannose dell'inquinamento atmosferico sono note, quelle per smottamenti in montagna, per inondazioni dei fiumi, ne ho riempito con drammatico crescendo la nostra cronaca recente. I vecchi protagonisti economici e politici di questo nostro modello di sviluppo non hanno ritenuto che il rispetto dell'ambiente dovesse essere la loro linea guida, anche se fin dagli anni 70, subito dopo il boom economico, preoccupate avvisaglie sulla sostenibilità dell'ecosistema hanno trovato sempre più ragioni per considerarlo uno dei cardini della crescita a lungo termine. Da allora il rispetto ambientale ha iniziato a proporsi come un principio irrinunciabile di civiltà. A mettere in discussione il modello di sviluppo si è aggiunta oggi la crisi dei debiti sovrani. Deficit e debito pubblico, emergenze finanziarie cui i paesi dovranno far fronte, chiamano in causa anche il modello di crescita. Si comincia a capire che il driver di un accresciuto sviluppo dovrà essere una produzione che tenga conto della sostenibilità. Operare nel rispetto della natura previene le emergenze, crea buon lavoro. E qua faccio una chiosa perché anche la mafia, anche i produttori di droga creano lavoro. Si tratta di produrre un buon lavoro. Se non si cambia, il PIL non crescerà, il deficit patirà altre manovre speculative. È dunque necessario fotografare il sistema parlando semplice e chiaro, come fa chi è convinto delle proprie ragioni. Nell'esaminare la situazione reale si individuano i problemi, gli operatori, soprattutto le istituzioni che hanno il compito di intervenire. Nell'intricato gorviglio delle competenze istituzionali non è operazione semplice, entità nazionali, regionali, provinciali, comunali giocano ruoli diversi sulla medesima questione e spesso si sovrappongono. Agli enti costituzionali si sono aggiunte nel 2006, dal testo unico ambientale, le ATO. Attualmente poi le stanno smantellando, si sta discutendo in regione per sostituirle tramite legge regionale con organismi semplificati. Ecco, adesso arrivo al gruppo di lavoro che ha operato per individuare e indicare i comportamenti, quindi limitati a quelli della buona amministrazione. Pensiamo che il Comune debba nella fornitura di servizi evitare sprechi, recuperare risorse e garantire trasparenza. Proteggere l'ambiente, in questo caso monitorando le situazioni a rischio, intervenendo sugli inquinamenti, favorendo investimenti dei privati che si muovono nell'ottica di produzioni ecosostenibili. E dico 3 cose sul gruppo lavoro perché questo sarebbe un invito alla partecipazione. Quanti siamo, come siamo strutturati? Il gruppo si compone di 11 persone con presenze diverse, alcuni operatori sono molto attivi, altri seguono i lavori da distanza, via telematica, pronti a consigli e a collaborazioni varie. Le modalità di lavoro sono riunioni, attualmente in vista di questa convention erano settimanali, nei periodi precedenti ogni 2 o 3 settimane. Si lavora sui temi che abbiamo individuato come precipui di una buona amministrazione e tramite contatti con operatori e tecnici disponibili, sono moltissimi, con visite se possibile alle strutture che sono oggetto della nostra indagine. Rifugiamo dall'esame che sia esclusivamente a tavolino. Il visitare permette a un buon osservatore di cogliere molto anche attraverso domande che solo se si è nel posto possono venire in mente sul funzionamento e l'efficienza degli enti che provvedono ai vari servizi. I nostri interventi sono stati, dal 2009 stiamo esaminando, come mi è stato detto precedentemente, le modalità di smaltimento di rifiuti. In città, come ben sapete, lo smaltimento è in mano a Treviso Servizi, che conferisce poi la società contarina. Nel circondario prevede la raccolta invece il Priula.
Allora, i risultati sono molto diversi. Il Priula fa bene, è una provincia di ciclona, Treviso invece fa male. Il conferimento alla contarina è non è di grande qualità. Sì. In un convegno dunque, in un convegno del 17 giugno scorso abbiamo lamentato la scarsità di questo servizio e chiediamo il passaggio delle competenze al Priula. Chiediamo inoltre che il depuratore di via Pavese sia utilizzato per il riciclo di tutto l'umido della città. Le richieste sono tenacemente continuate in Consiglio Comunale, sui giornali e sono ancora in corso. Oggetto della nostra attenzione è stato anche il depuratore di via Pavese, che consideriamo una struttura di eccellenza trascurata dall'amministrazione. Abbiamo iniziato l'indagine per quanto riguarda l'inquinamento acustico e stiamo affrontando le gravi questioni relative a quello atmosferico. In relazione a quest'ultimo si vorranno individuare i possibili interventi sulla mobilità e sulla promozione di fonti energetiche che riducono le emissioni inquinanti. Altri temi sono auspicabili, per esempio quelli sul verde. Comunque lì abbiamo un po' di tempo davanti per poter produrre un progetto che sia abbastanza organico per le elezioni amministrative.